Buonasera, dal TG1 una Domenica delle Palme diversa per milioni di famiglie italiane, senza i riti tradizionali della messa e della benedizione delle palme. Papa Francesco ha voluto condividere questo momento celebrando in una basilica di San Pietro vuota. Il pontefice ha esortato i fedeli ad avere coraggio, poi rivolto ai giovani ha detto: i veri eroi non sono quelli che hanno fama e successo, ma quelli che donano se stessi agli altri. Il servizio d'apertura è di Marco Clementi. L'immensità della basilica deserta. Anche il Papa condivide l'isolamento cui tutti sono costretti per combattere il virus. La Domenica delle Palme è il giorno in cui si rivive l'entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme, senza fedeli oggi. Eppure, nella messa di Francesco, ci sono tutte le paure e le speranze del mondo. Oggi, nel dramma della pandemia, nel senso di abbandono che ci stringe il cuore, Gesù dice a ciascuno: coraggio. Ha voluto ancora il crocifisso di San Marcello e la Salus Populi Romani. Erano sul sagrato in quella preghiera straordinaria nella piazza vuota. Viene letto il Vangelo della Passione. Ma Gesù di nuovo gridò ed emise lo spirito. Il dramma che stiamo attraversando in questo tempo ci spinge a prendere sul serio quel che è serio, a non perderci in cosa di poco conto. Non pensiamo solo a quello che ci manca, pensiamo al bene che possiamo fare. L'arciprete della Basilica, alcune suore, i lettori, una quindicina di persone, tutti a distanza di sicurezza, oltre ai cantori. All'Angelus si rivolge ai giovani. Oggi è anche la giornata mondiale della gioventù. Era previsto il passaggio della croce dai ragazzi di Panama a quelli di Lisbona. Tutto rinviato a novembre. Cari amici, guardate ai veri eroi. Non sono quelli che hanno fama, soldi e successo, ma quelli che danno se stessi per servire gli altri. Dopo il picco è cominciato